Siamo riuniti qui come veri discepoli di Gesù Cristo, riuniti nel suo nome, nella potenza del suo Spirito, e ci ricordiamo, ecco, delle bellissime parole di Gesù: dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, là sono io. Ecco, riuniti, e bisogna riunirsi nella potenza dello Spirito Santo, di togliere da noi tutti gli strati, sia sul livello mentale, affettivo, spirituale, che ci separano gli uni dagli altri, ecco, di permettere allo Spirito Santo di agire nella sua libertà. Evo, drage sestre i braćo, sakupljeni smo ovdje u ovom svetištu Svetoga Josipa kao braća i sestre. Evo, za kratko ćemo početi sa molitvom osobnog blagoslova za oslobođenje i iscijeljenje. Nakon toga ćemo imati i slaviti svetu misu. Evo, nemamo puno vremena, zato što nakon mise mi bismo trebali se povući u katedralu. Danas dolazi kardinal Simone, koji je od 63. do 90. bio u zatvoru u Albaniji, i on će posvjedočiti, on je kardinal, sjećamo se da ga je Papa Franjo kao župnika imenovao za kardinala, i ima lijepo svjedočanstvo vjere, za toliko godine provesti u zatvoru. Evo, sam Gospodin ga je zaštitio, da bude svjedok svega onoga što se živjelo pod tim totalitarizmom, bezboštva. I on će danas biti gost u našoj katedrali, pa ako ste slobodni, možete doći u 8:30, on započinje to svjedočanstvo. Isus nam kaže: gdje su 2 ili 3 sabrani u moje ime, tu sam ja među njima. Evo, tu je sigurnost naše vjere. Što znači sabrati se? Redovito govorim i po mome nekako osobnom iskustvu da je naš život poput jedne knjige, ne? I svaka stranica je jedan naš dan koji ispisujemo u toj knjizi. I kada ne živimo skladu s voljom Božjom, onda su te stranice prazne. Ne? Mi knjigu pišemo našim osjetilima, i očima, i njuhom, i opipom, i tako redom, i to je naša kemijska. Sve ono što gledamo i doživljavamo našim osjetilima, mi na taj način pišemo našu knjigu. U praznine, tamo gdje nisu ispisane stranice, tamo se to nadjeluje. I te praznine nas dijele jedni kod drugih. Praznina našega života je prazan prostor kojeg Sotona koristi. Zato, trebamo izbjegavati tihe mise u našim međusobnim odnosima, ne? Danas ne želim pričati, danas ti ne želim reći dobro jutro, paljen Isus. To su prostori gdje mi stavljamo da Sotona djeluje. Mi tu mudrost trebamo usvojiti u našem životu, da bi pisali punim životom, punim plućima tu knjigu, odnosno upisivati svoj život u bližnjega i dopustiti da bližnji upisuje svoj život u moj život. I u tom zajedništvu, ljubavi, istine, Gospodin Isus biva prisutni. I on vrši svoje djela. Imamo puno toga za napraviti. Kada ulazimo u te dubine, onda zapravo prepoznajemo gdje smo bili sve ranjeni u našem životu, gdje nismo mogli izgovoriti, prenijeti ono blago koje je Gospodin zasadio u naša srca. I kroz znanje, i kroz radost. Recimo, dogoditi se nešto i ti nekako unutra se stisneš i ne želiš drugima podijeliti. Čak i kad smo tužni, žalostni, opterećeni, pozvani smo to podijeliti sa braćom i sestrama, jer tada nekako rastemo u tom povjerenju. Vjera je poput Wi-Fi-a, znate. Wi-Fi, kad uhvatimo signal, onda uđemo u to znanje, u razmjenu informacija, ne? Vjera je Božje kraljevstvo koje je među nama, ne? Kad mi osjetimo jedni druge, to je onaj Wi-Fi, i onda primamo i darujemo informacije. Mi smo, jedna velika pjesma Božje slave: nije dobro da čovjek bude sam. I mi to trebamo prihvatiti, jer je to činjenica našega života. Čisto fiziološki, duhovno, emotivno smo vođeni prema osobama, i to je tajna, ne?
I onda koliko više, evo Gospodin Isus nam objavljuje da mi trebamo jedni druge, da nama ljudi trebaju. Koliko je teško negdje priznati sebi, ja trebam drugoga, trebam da mi netko stisne ruku, trebam nekoga da mi kaže dobro jutro, drago mi je da postojiš, tako si mi ispunio dan, drago mi je da si me pozvao, da si me se sjetio i tako redom. Evo mi živimo u toj dinamici Božjega kraljevstva. Sotona, evo kako nam evanđelja govore, on je apsolutna samoća. Iako ima bezbroj demona na ovome svijetu, oni su jedan za drugim, ne mogu nikad biti skupa. I uvijek je interes između njih i oni prokazuju jedni druge. Prokazuju, a redovito kad zapovjedamo ime Hristovo da se očituje demon, on kaže ne smijem reći, ne? Zato što ga pritišće njegov gospodar. I onda kada polako kroz molitvu čistimo ta područja života, onda licem u lice on mora onda govoriti. Onda ga i sam Gospodin pritisne da mora govoriti ono što mu Isus govori, tada se otvara jedna velika knjiga, evo Božjega znanja i onda i posljedice opsjednuća i opterećenja. Ecco, tante volte, carissimi fratelli e sorelle, mettiamo gli spazi liberi, vuoti nella nostra vita. Noi scriviamo il libro della nostra vita con i nostri sensi. Questa è la nostra matita, no? Con la quale scriviamo il libro. Allora, se i nostri sensi sono liberi, purificati, il nostro libro è scritto da loro, allora siamo felici, realizzati. Se siamo bloccati su diversi livelli della nostra vita, allora il nostro libro è confuso, non esprime la totalità e la bellezza della nostra vita. Dove ci chiudiamo nel nostro egoismo, egocentrismo, lì le pagine del nostro libro sono vuote. E allora non c'è niente, è in quel vuoto che Satana agisce. Allora da noi si dice la messa silenziosa, no? Quando si celebra la messa silenziosa nelle famiglie significa tararana, è pericolo, non toccare le mie cose, non voglio parlare con te, e così. Allora in quel mezzo spazio agisce Satana. E quello spazio vuoto è il regno di Satana. Lui mette la bandiera sua della vittoria e separa le persone, mette questi spazi. E allora Gesù invece dice: dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, là sono io. Allora quel vai fine che noi accogliamo, cerchiamo, no? Allora entriamo in quella comunione. Allora vai ci permette di comunicare con tutto il mondo. Il dono della fede, il dono dell'amore di Dio ci mette in comunione con tutte le persone e noi non ci sentiamo più soli, abbandonati, ma accogliamo tutta la bellezza della nostra dignità di vita. Ecco, in questa breve riflessione, apriamoci alla presenza del Signore che è presente nell'Eucaristia come pane vivente, però è presente anche nei nostri cuori, in nostra comunione qui che celebriamo, perché Dio agisce e si manifesta pienamente. Permettiamo a Gesù di operare dentro di noi, attorno a noi, con piena libertà dello Spirito Santo. Vedete, nemmeno pensiamo come respiriamo, no? Come entra quest'aria, è una cosa libera. Così anche noi dovremmo lasciare allo Spirito Santo di penetrarci, di far rinnovare la nostra vita. Per me era una scoperta grandissima, nel 2000, no, quando Santo Papa Giovanni Paolo II ha detto: noi dovremmo purificarci dalla nostra memoria. Per me si è aperto l'universo della conoscenza, del progetto di Dio. E questo allora dovremo permettere, che la nostra memoria sia purificata, liberata, risanata, e così in questo modo noi iniziamo a respirare un nuovo progetto di Dio che è proprio impresso nella nostra vita.